pace a tutti, buonasera. Alleluia, alziamoci in piedi per il momento di adorare il nome del nostro Re Gesù. Alleluia, che tu possa adorare al suo nome con il cuore pieno di gioia, perché siamo davanti alla presenza del Signore, e quando siamo alla presenza del Signore dobbiamo essere felici, contenti e ringraziare il suo nome, perché Lui è vivo e Lui è qui in questa sera. Alleluia. Innalzo un alleluia davanti ai miei nemici. Innalzo un alleluia sopra l'incredulità. Innalzo un alleluia, mi armo di una melodia. Innalzo un alleluia, il cielo lotta già per me. Chiesi insieme. Io canterò dietro la tempesta, sempre più forte, la mia lode ruggirà. una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il Re è vivo. Innalzo un alleluia con tutto quello che è in me. Innalzo un alleluia, il male fuggirà da me. Innalzo un alleluia davanti ai misteri. Innalzo un alleluia, la paura non ha forza in me. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte, la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il Re è vivo. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte, la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il Re è vivo. Cantalo più forte, 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 davanti ai miei nemici, cantalo più forte, sopra l'incredulità. cantalo più forte, Mi armo di una melodia, cantalo più forte, il cielo lotta già per me. cantalo più forte, davanti ai miei nemici, cantalo più forte, sopra l'incredulità, cantalo più forte, mi armo di una melodia, cantalo più forte, il cielo lotta già per me. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte, la mia lode ruggirà.
volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il Re è vivo. Più canterò il mezzo al latte in festa, sempre più forte la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il Re è vivo. Alleluia. Alleluia, noi celebriamo il tuo nome, Gesù. Noi adoriamo il tuo nome, Gesù. Noi adoriamo la presenza che è qui. Noi adoriamo, Signore, perché noi siamo venuti qua a incontrare te, Gesù. Noi siamo venuti qua a incontrare la tua presenza, Gesù. E questa sera io voglio pregare per questo. Io voglio pregare, Signore, perché noi sappiamo che le nostre battaglie, Signore, ha già vinto per noi. Noi sappiamo che possiamo fidare di te, Gesù. Noi possiamo mandare via la nostra incredulità. Noi possiamo cantare forte e celebrare il tuo nome, Signore. Noi siamo qua, Signore, per avere questo incontro sincero con te, Gesù. E Padre, noi sappiamo, Signore, che il Signore è venuto qua per incontrarci, Signore. Forse il nostro cuore è lontano, Signore, che il nostro cuore possa avvicinarsi a te in questa sera. Che se la nostra mente è lontano da te, Signore, che la nostra mente possa avvicinarsi a te, Gesù. Noi adoriamo il tuo nome, Gesù. Noi adoriamo la presenza del Signore che è qui. Noi adoriamo, Signore. Noi adoriamo, Signore, perché noi siamo nati per adorare il tuo nome, Gesù. E che ogni persona che è qui, Signore, possa sentire e possa avere il privilegio di vivere questo momento alla tua presenza, Signore. Togli ogni distrazione, metti la nostra mente fissa a te, Signore. Che i nostri sguardi siano fissi a te, Gesù. Che il nostro pensiero sia fisso a te, Gesù. Noi adoriamo il tuo nome, Gesù. Vicino al pozzo ero io, quando un uomo giudeo, visto la sete che c'era in me, senza conoscermi sapeva, il mi ha offerto una acqua che mai finirà. Andiamo insieme. Dammi da bere che ho sete. No, Voglio più in altre. Non ritornerò cercare a bere, la mia, perché io tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita, il dono di dirmi sì. insieme. Vicino al pozzo ero io, quando un uomo giudeo, visto la sete che c'era in me, senza conoscermi sapeva, e mi ha offerto una acqua che mai finirà. Dammi da bere che ho sete, non voglio più cercare in altri fonti. Non ritornerò a bere per la mia sete saziare, perché io
ti ho ascoltato parlare, tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvo, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Dammi da bere che ho sete, non voglio più cercare in altri fonti. Non ritornerò, Non ritornerò a bere la mia sete saziare, perché io ti ho ascoltato parlare. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Io voglio bere del tuo fiume, Signore, sazia la mia sete, pulisce il mio cuore. Io fluirò nelle tue acque, io berrò della tua fonte, fonti di acqua viva. Io voglio bere del tuo fiume, Signore, sazia la mia sete, pulisce il mio cuore. Io fluirò nelle tue acque, io berrò della tua fonte, fonti di acqua viva. Tu sei ciò che io desidero, fonte di vita, la fonte di vita che mi salva, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. tu sei ciò che io desidero, e di vita che mi salvo, il dono di Dio, il
Ti adoriamo, Dio, ti adoriamo. Ti adoriamo perché vogliamo solo te, vogliamo solo te, vogliamo solo te. Sto preparando un cammino insieme, raddrizzando le mie vie, sempre più diminuendo, sempre più. Perché importa che in Lui il mio piacere, in Lui il mio piacere sta. Non sono degno di slacciare e calzare su. Oh, in Lui la mia. Io cammino con la certezza che Gesù verrà. È Cristo, è Cristo, per Cristo. Perdendo tutto. Sto preparando un cammino, raddrizzando le mie vie, sempre più, sempre. Che importa che tu cresti in Lui, in Lui. Calzare suoi Lui. Oh, io cammino con la certezza che Gesù verrà. È per Cristo che sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. È Cristo, per Cristo che sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. E libera. Lui è sovrano in potenza e libera. Hai dominio di ogni cosa. Cristo verrà, portando la sua ricompensa e libera. Lui è sovrano in potenza e libera. Hai dominio di ogni cosa. Cristo verrà, portando la sua ricompensa. È Cristo, per Cristo che sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei giorni. È Cristo, per Cristo che sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. Lui è sovrano in potenza e libera.
hai dominio di ogni cosa. Cristo verrà portando la sua ricompensa e liberà. Lui è sovrano, lui potente e liberà. Hai dominio di ogni cosa. Cristo verrà portando la sua È Cristo ricompensa. insieme, è Cristo. È per Cristo che io sto spendendo la mia vita. E perdendo tutto per amore con allegria. Signore dei miei giorni, è Cristo, è Cristo, è per Cristo. Tutto per te, niente di me, niente di noi, è solo di te, Signore, solo di te, solo di te. Yeah. Yeshua, yeah. È tutto per te, è tutto per te, la nostra lode è tutta per te. Yeshua, oh, con la tua voce, con le tue parole, di a Lui tutto quello che hai, tutto ciò che hai, tutto ciò che hai, e i tuoi dolori, i tuoi malesseri, le tue malattie, i tuoi bisogni, tutto ciò che hai. Davanti ai piedi della croce, oh, non c'è un altro nome, non c'è un altro nome, oh, oh, oh.
abbia misericordia di noi. Gesù, figlio di Davide. Oh. Aiutaci, Signore, nella nostra incredulità, nella nostra incredulità. Aiutaci, aiutaci, Signore, a credere di più, a lodare di più, a amarti di più. Oh Dio, figlio di Davide. Cristo, è Cristo, è Cristo, è per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore, dei miei giorni. È Cristo, per Cristo, perdendo tutto per amore con allegria, Signore, Egli verrà, Egli verrà, Egli verrà, Egli verrà. Lui è sovrano in te, se libera, hai dominio di ogni cosa. Cristo verrà, portando la sua ricompensa, Egli verrà, Lui è sovrano Egli verrà, hai dominio, Cristo verrà, portando la sua ricompensa. È Cristo, è per Cristo. Signore, è Cristo, è Cristo, è per Cristo che io sto spendendo, è perdendo tutto. presto io vedrò,
e presto io vedrò. Oh sì, e presto io vedrò il Re di gloria. Presto io vedrò. Presto io vedrò. Presto io vedrò. Prima della Santa Cena, prenditi ancora qualche minuto per adorare Dio. Chiudi i tuoi occhi, dimenticati di chi sta al tuo lato, di chi è alla tua destra, alla tua sinistra. Prendi questo tempo per adorare Dio, per innalzare il suo nome, per connetterti con Lui. Invoca il suo nome. Abbiamo avuto un tempo di adorazione a Dio, adesso ci prepariamo per celebrare la Santa Cena del Signore, per ricordare quello che Lui ha fatto per noi un giorno, prendendo questi alimenti, questo pane, questo succo che per noi rappresentano quel corpo e quel sangue che sulla croce sono stati versati per le nostre vite e per la nostra salvezza. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 11, dal versetto 23 in avanti, l'Apostolo Paolo ci insegna questo: poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. E nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me, poiché ogni volta che mangiate da questo pane e che bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga.
questo momento faremo quest'atto che è un memoriale, è un simbolo, è un rito, sicuramente, è una celebrazione, sicuramente, ma per noi non può affermarsi soltanto a un semplice rito, deve essere qualcosa di più. Perché io credo che in questi alimenti c'è potenza di Dio per la nostra vita, c'è potenza per curare, c'è potenza per riconciliare, c'è potenza per operare. E quindi quando prenderai questo pane, berrai questo succo insieme a tutta la Chiesa, insieme al corpo di Cristo, che tu possa prenderlo non come un semplice rituale o come un ordine, un comandamento, possa prenderlo sapendo che Gesù Cristo può vivere in questi alimenti e che entrando in te ancora una volta può fare un'opera miracolosa nel tuo spirito, nella tua anima, nella tua mente e nel tuo cuore. Amen. Signore Gesù, prendiamo in questo momento la Santa Cena come tu ci hai chiesto di fare, ma vogliamo consacrare a te questi alimenti affinché non siano solo semplici alimenti, ma che possano avere in noi un effetto sovrannaturale, qualcosa che può venire solo e unicamente da te nelle nostre vite. Benedici questo pane, benedici questo succo e attraverso questi benedici la tua Chiesa, che possa essere ancora una volta un vero e intenso momento di ricongiungimento con te per quello che tu hai fatto per noi. Grazie Signore per questa Santa Cena, grazie per il tuo sacrificio, grazie di essere qua presente con la tua Chiesa. Ricevi la nostra adorazione attraverso la celebrazione della tua Santa Cena, nel nome di Gesù. Amen.
Tenho ela, tu sei santo, santo, sei Signore, Dio grande. Tenho ela, tu sei santo, santo. Amen. Sapete perché noi ci aspettiamo tutti quanti, aspettiamo che tutti quanti ricevano il pane, ricevano il succo prima di mangiare? La Bibbia ci chiede di fare questo, ma c'è un significato in questo, perché questo pane rappresenta il corpo di Cristo e noi, Chiesa, siamo il corpo di Cristo. Così quando noi in questo momento prenderemo, mangeremo questo pane, staremo testificando: io faccio parte del corpo di Cristo, quel corpo che Lui ha spezzato per noi. Che allora possiamo tutti insieme, come uni in Cristo, mangiare da questo pane. E dopo il pane, tutti insieme, prendiamo questo calice che rappresenta il sangue di Gesù sulla nostra vita.
Possiamo alzarci in piedi per adorare il nostro Signore Gesù. Gloria, a Lui la gloria, a Lui la gloria, a Lui la gloria, ora e sempre. Amen. Amen. Possiamo accendere le luci per piacere. Gloria a Dio per questo, per un'altra santa cena, alla sua presenza, che possa avere veramente questo effetto sovrannaturale nelle nostre vite. Voglio darvi soltanto alcuni brevi avvisi e dopo proseguiamo col nostro culto. Primo avviso, per piacere, iscrizioni aperte a Seguitemi. Se tu non hai ancora fatto Seguitemi, avevamo cominciato a presentarlo all'inizio dell'estate, poi con tutte le difficoltà che ci sono in estate abbiamo deciso di posticiparlo a fine agosto, inizio settembre. Ma se ancora non hai fatto il corso Seguitemi e vuoi servire in chiesa, sai che questo corso è il nostro corso ministeriale per cominciare a servire in chiesa in qualche ambito, in qualche reparto della chiesa. Possono fare questo corso le persone che sono battezzate, grazie mille. E se ancora non l'hai fatto, c'è la possibilità di iscriverci per tutto questo mese. Metteremo il link sul nostro gruppo di WhatsApp della chiesa, così che tu possa iscriverti al nostro corso. È un corso gratuito, fatto su Zoom, molto facile da fare, una volta a settimana, un'oretta la sera, così che tutti quanti possano partecipare. Lo presenteremo ancora nelle prossime settimane. Prossimo avviso: dal 3 al 5 settembre ci sarà il nostro Beyond. Bene, Beyond, oltre all'adorazione, c'è qualche novità da presentare sul Beyond? Da domani le iscrizioni del Beyond sono già aperte da un po', se tu non lo sai adesso lo sai. Il Beyond è un evento che stiamo organizzando noi come chiesa, ma non è un evento propriamente della nostra chiesa, è aperto a tutti quanti, specialmente rivolto a ministri di lode, a chi fa parte dell'adorazione della chiesa, musicisti, cantanti, squadre della danza, la parte della regia, delle arti, del teatro, tutta la parte dell'adorazione della chiesa, ma non soltanto loro, è più indicato per queste persone. Sarà dal 3 al 5 settembre, ci saranno sessioni dalla mattina fino alla sera in questi giorni, sarà un giovedì, un venerdì e un sabato. Giovedì e venerdì sera ci saranno dei concerti, tra virgolette, delle serate veramente di lode, di adorazione. È tutto qua in chiesa e a partire da domani cominceremo a vendere i biglietti per partecipare a queste serate del giovedì e del venerdì sera. Quindi se vorrai partecipare sicuramente sarai contattato su qualche gruppo, da qualche messaggio, sui social dove pubblicizzeremo queste serate. Amen? Penso che abbiamo finito gli avvisi per oggi, grazie mille. Ti chiedo di alzarti in piedi di nuovo, dai, che non ci sarà mica caldo per continuare a fare avanti e indietro, in piedi, seduti. C'è un fresco. Pensate quei poverini che sono qua. No, non loro, perché loro hanno un ventilatore che gli spara flash tutto il tempo. Ma quello che è qua, ma peggio di me è Alberto. Alberto è la persona che sente più caldo in tutta la chiesa. Lì non c'è niente, non c'è aria, non c'è ventilatore. Quindi quando vi alzate pensate ad Alberto, poverino, che è tutto il tempo in piedi e non c'è neanche l'aria.
Ma vi ho chiesto di alzarvi in piedi soltanto per fare una preghiera, per consacrare le nostre offerte, le nostre decime, affinché possano salire al nostro Signore Gesù, non come una semplice offerta, ma ancora di più come una forma di adorazione a Lui. Quindi tu che hai portato la tua offerta, sai che puoi darla qua, c'è il post là dietro, ci sarà qualcuno che potrà aiutarti, ci sono le buste per le nostre opere missionarie, vero Sandra? Per sostenere la missionaria Sonia in missione. Se tu hai in cuore di donare qualcosa oggi per quest'opera, questo è il momento di farlo, e pregheremo adesso per la tua offerta, per la tua decima. Signore Gesù, portiamo in questo momento a te ogni decima, ogni offerta, ogni forma di contribuire, Signore, alla tua opera, che sia per le opere missionarie, che sia per questa casa, per qualsiasi cosa, Signore. Oggi noi la portiamo a te affinché tu possa usarla al meglio per il tuo regno su questa terra, affinché più anime ancora possano essere raggiunte dal tuo Vangelo, affinché più piedi possano essere sporcati da il rispondere alla chiamata che tu ci hai dato di andare per il mondo a fare discepoli. Benedici quindi, Signore, queste offerte, che veramente possano contribuire al meglio per la tua opera, e ancora di più, Signore, che possano essere un'adorazione a te gradita, un odore soave che salga a te. Per questo ti preghiamo, Signore, e ti ringraziamo per tutto ciò che abbiamo, perché sappiamo che viene da te, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Ti ringraziamo, Signore, per tutto quello che hai fatto fino a questo momento, in questa
serata alla tua presenza, abbiamo sentito il tuo spirito muoversi tra noi, ma in questo momento ti chiediamo qualcosa in più, che non soltanto tu possa muoverti tra noi, ma che tu possa parlare direttamente ai nostri cuori attraverso la tua parola, la spada dello Spirito. Benedici, Signore, la tua Chiesa attraverso questa parola, che veramente tu possa compiere un'opera nuova dentro di noi, che tu possa fortificarci, che tu possa aprire i nostri occhi, farci vivere in un modo nuovo le difficoltà della nostra vita, sapendo che in te noi possiamo riporre ogni speranza. Benedici, Signore, la tua Chiesa in questo momento, nel nome di Gesù. Amen. 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 1, 2, 3, son, testando. Amen. Olè. Bene. Si può accendere un pochino di più la luce? Ok, grazie. Bene, pace a tutti. Buonasera. Oggi voglio portarvi una parola da parte di Dio per voi, qualcosa che Dio ha parlato al mio cuore in passato e oggi voglio trasmettervi. E voglio portarvi questa parola oggi sicuramente perché 2 settimane fa abbiamo celebrato i nostri battesimi. È stata una giornata meravigliosa al lago, ma non soltanto la giornata è stata meravigliosa, quello che abbiamo fatto è stato ancora più meraviglioso. La scelta che Edoardo, che Vinicius hanno compiuto, più le altre sorelle che oggi non sono qua, hanno compiuto. Questa è la cosa più meravigliosa che si possa fare, scegliere di vivere per Cristo. Non solo questo, la settimana scorsa siamo stati sulla montagna dei Leggendarios, alcuni di noi, per la prima volta João, che è lì, c'era anche Daniel, e tutte queste esperienze, no? Il battesimo, anche i Leggendarios in qualche modo, segnano in qualche modo un nuovo inizio nella nostra vita, segnano un nuovo tempo nella nostra vita, un nuovo tempo di intimità con Dio. Sicuramente il battesimo deve significare questo e sicuramente chi è già stato su quella montagna sa quanto salire la prima volta ti porta a vivere un nuovo tempo, un nuovo livello di intimità con Dio. Questo è innegabile, ma è anche vero che quando noi andiamo a vivere un nuovo tempo con Dio, un nuovo tempo di intimità con Dio, è inevitabile che questo comporta anche l'arrivo di tempi difficili sulla nostra vita. È inevitabile. Io ho già citato spesso qua in chiesa una riflessione o una spiegazione che ci porta un teologo, un predicatore del passato, John Bunyan, in un libro che ha scritto, che è un libro molto conosciuto, Il pellegrinaggio del cristiano. È un libro che, se non hai mai letto, ti invito di cuore a leggerlo, perché è un libro meraviglioso che ti spiega la teologia biblica più complessa con delle parole molto semplici. E questo teologo, no? Parla di questa camminata, di questo pellegrinaggio appunto del cristiano, che è la vita di noi cristiani. E a un certo punto, proprio all'inizio di questa camminata, questo cristiano passa per una porta. Questa porta è quella porta di cui ci parla anche Gesù in Matteo capitolo 7, quando ci dice: passate per la porta stretta, perché stretta è la porta e angusta e stretta è la via che ci porta ad avere un incontro con il Padre, che ci porta alla salvezza, ma larga è la porta e larga è la via che ci conducono alla perdizione. E questo teologo John Bunyan fa questa descrizione di questo pellegrinaggio del cristiano, di questa camminata, e proprio all'inizio passa per questa porta stretta. E dopo questa porta stretta c'è una via stretta che comincia. Soltanto che quando io leggevo quel testo in Matteo 7, quando Gesù parlava, io mi immaginavo che noi cristiani passiamo per questa porta stretta, subito dopo c'è la via e subito dopo la via c'è subito il paradiso, c'è subito la salvezza, c'è subito l'incontro con Dio. Ma in questo libro ci viene fatto capire che non è proprio così.
Tu passi per la porta stretta e dopo la porta comincia questa via, e questa via è molto lunga, non è una via breve, perché questa via in realtà è la nostra vita, e su questa via possono succederci tante cose meravigliose, incontri con Gesù, incontri con lo Spirito Santo, incontri con persone che fanno bene alla nostra vita, che ci fanno crescere, che ci accompagnano in questo percorso di questa camminata cristiana. Ma come avvengono le cose belle, allo stesso modo su questa via avvengono cose meno belle, avvengono tempi difficili. E per questo questa parola non è e non può essere soltanto per Edoardo che si è battezzato, per Vini, per João che è salito la montagna, non può essere soltanto per loro, perché su questa via, in questa camminata, ci siamo tutti quanti noi. Tutti noi che ci definiamo figli di Dio, tutti noi che siamo già passati per questa porta stretta per andare all'incontro con il Padre, tutti quanti noi stiamo camminando su questa via angusta, su questa via in cui succedono cose meravigliose, in cui Dio fa miracoli, in cui Dio fa guarigioni, in cui lo Spirito Santo si rivela a noi, su questa via in cui conosciamo persone meravigliose che ci accompagnano, che ci aiutano, che ci danno forza. Ma su questa via in cui quotidianamente troviamo difficoltà. Tutti quanti noi passiamo per tempi difficili nella nostra vita. Tutti quanti noi abbiamo passato, molti di noi stanno passando e probabilmente tutti noi ancora passeremo tempi difficili nella nostra vita. Chi pensa che sto dicendo una bugia può alzare la mano. Chi ha già vissuto tempi difficili sa di cosa sto parlando. Per questo io oggi voglio parlarvi di questo tema che, come ho detto, direi che ha a che vedere con tutti quanti noi, ma sicuramente con chi sta cominciando questa camminata. Probabilmente è una parola che è ancora più forte, perché quando noi cominciamo veramente ad avvicinarci a Dio, questi tempi difficili si fanno più forti nelle nostre vite. Voglio quindi cominciare questa parola leggendovi un testo un po' lungo, quindi se tutti capite l'italiano vi chiedo di seguire da qua, perché salterò alcuni versetti, leggerò dal libro della Genesi al capitolo 26. Genesi 26 dice così: nel paese ci fu una carestia, oltre la prima che era già stata ai tempi di Abramo. E Isacco andò da Abimelech, re dei Filistei, a Gerar. Il Signore gli apparve e gli disse: non scendere in Egitto, abita nel paese che io ti dirò. Soggiorna in questo paese e io sarò con te e ti benedirò, perché io darò a te e alla tua discendenza tutti questi paesi e manterrò il giuramento che fece ad Abramo tuo padre. Moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e darò alla tua discendenza tutti questi paesi. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché Abramo ubbidì alla mia voce e osservò quello che gli avevo ordinato, i miei comandamenti, i miei statuti e le mie leggi. Qua vediamo, questo capitolo ci parla di Isacco, come abbiamo visto, e vediamo che Isacco sta passando per tempi difficili. Isacco sta passando per una carestia. La carestia era un tempo molto difficile e Isacco era una persona sulla quale c'era una promessa che prima era su Abramo, suo padre, e che adesso era stata tramandata a lui. Vediamo che Dio conferma questa stessa promessa sulla vita di Isacco. Versetto 12. Isacco seminò in quel paese e in quell'anno raccolse il centuplo. Il Signore lo benedisse. Pensate che follia! Isacco sta passando per una carestia e in quella carestia Isacco ha raccolto il centuplo, 100 volte tanto. Come ha fatto a raccogliere questo? Come ha fatto a superare questo tempo difficile? Come ha fatto a superarlo con successo, a prosperare in un tempo difficile? Questo testo ce lo insegna. Quest'uomo divenne grande, andò crescendo sempre di più finché diventò ricchissimo. Fu padrone di greggi di pecore, di mandri di buoi, di numerosa servitù. I Filistei però
lo invidiavano. Perciò chiusero e riempirono di terra tutti i pozzi che i servi di suo padre avevano scavati ai tempi di Abramo suo padre. Isacco scavò di nuovo i pozzi d'acqua che erano stati scavati al tempo di suo padre Abramo e che i Filistei avevano chiuso dopo la morte di Abramo, e li chiamò con gli stessi nomi con cui li aveva chiamati suo padre. I servi di Isacco scavarono nella valle e vi trovarono un pozzo di acqua viva. Ma i pastori di Gerar litigarono con i pastori di Isacco dicendo: l'acqua è nostra. Così egli chiamò il pozzo Esec, perché quelli avevano litigato con lui. Poi i servi scavarono un altro pozzo e quelli litigarono anche per questo. E Isacco lo chiamò Sitna. Allora egli partì di là e scavò un altro pozzo per il quale quelli non litigarono, ed egli lo chiamò Recobot, perché disse: ora il Signore ci ha dato spazio libero e noi prospereremo nel paese. Quindi abbiamo visto quello che succede, c'è questa carestia. Isacco, che è il protagonista di questo episodio, sta passando per questa carestia. Lui vorrebbe andare in Egitto, Dio gli dice: no, non andare in Egitto, resta qua, perché io ho una promessa su di te, la stessa promessa che avevo fatto ad Abramo. E allora Isacco rimane in quel paese, e in quel paese comincia a scavare un pozzo, ma i suoi nemici, i Filistei, i pastori di Gerar chiudono quel pozzo. E allora si sposta un po', ne scava un altro, e poi un altro ancora, ma sempre gli viene chiuso. Versetto 24: il Signore gli apparve quella stessa notte e gli disse: io sono il Dio di Abramo tuo padre, non temere, perché io sono con te e ti benedirò e moltiplicherò la tua discendenza per amore del mio servo Abramo. Versetto 32: quello stesso giorno i servi di Isacco gli vennero a dare notizia del pozzo che avevano scavato, dicendogli: abbiamo trovato dell'acqua. Amen, fino a qua. Quindi, come abbiamo visto, Isacco, anche lui come noi quotidianamente, stava passando per questa difficoltà, per questo tempo di difficoltà, e come ho detto, tutti quanti noi cristiani passiamo per tempi difficili. È impossibile. Gesù ci ha detto questo, Giovanni 16: nel mondo avrete tribolazione. A me piace come il pastore Luciano Subirà interpreta questo versetto, perché dice: questa è l'unica profezia, l'unica promessa che fa Gesù, nella quale non serve neanche avere fede affinché si compia. Sicuramente nel mondo noi avremo tribolazione, è una certezza, tutti quanti noi passeremo, e probabilmente molti di noi stanno passando per tempi difficili. E sarebbe un problema, fratelli, io penso, se non fosse questo. Sarebbe un problema, perché c'è qualcuno che ci fa passare per tempi difficili, e questo qualcuno è il nemico delle nostre anime, è quello che la Bibbia chiama Satana, che significa giustamente avversario, nemico. È lui che cerca di farci passare per tempi difficili, è lui che ci dà la tribolazione, è lui che ci dà l'afflizione, è lui che ci dà la difficoltà. Ce la dà perché? Perché lui vuole farci cadere. Lui vuole farci allontanare da Dio. Per questo. Sapete veramente perché Satana vuole metterci nella difficoltà? Sapete qual è stato il grande peccato di Satana? Il peccato che lui ha compiuto contro Dio. Ci viene descritto in alcuni libri della Bibbia, nel libro di Isaia ed Ezechiele. Ci viene detto che un giorno Satana si è insuperbito e ha detto: io innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, io sarò simile all'Altissimo. Ma pensateci bene, Satana può mai essere simile a Dio? No. E secondo voi Satana, permettetemi il termine, è così stupido da non sapere che non potrà mai essere simile a Dio? No. Stiamo parlando di un angelo che è così diabolicamente intelligente da convincere 1/3 degli angeli del paradiso a seguirlo nella sua ribellione. Non stiamo parlando di un qualsiasi persona, di un angioletto qualsiasi. No, stiamo parlando di un angelo molto intelligente. E lui sa benissimo che non potrà mai essere uguale a Dio. Lui sa benissimo che non potrà mai avere l'onnipotenza di Dio. Lui sa benissimo che non potrà mai avere l'onniscienza di Dio, l'onnipresenza di Dio, l'eternità di Dio. Lo sa benissimo.
E allora in che modo Lui può diventare simile all'Altissimo? Facendo in modo che noi non adoriamo più l'Altissimo, ma al suo posto adoriamo Satana stesso. Questo è il modo in cui Satana può diventare simile a Dio, quando noi cominciamo ad adorarlo. E noi potremmo dire: ma dai, io non adorerò mai Satana. No, chi si metterebbe ad adorare quel biscio, come dicono in portoghese, con le corna, col tridente, con la coda? No, chi potrebbe mai adorarlo? Nessuno, è vero. Ma pensate, c'è un concetto molto interessante che ci viene spiegato nella Bibbia. Dio dà una legge in Levitico 17, dicendo così: quando voi dovete offrire un sacrificio, offritelo solo e unicamente al tabernacolo, perché nel tabernacolo c'è la presenza di Dio. Se invece voi prenderete questo sacrificio e lo offrirete fuori dalla vostra tenda o fuori dal villaggio o nei campi, in realtà non lo starete offrendo a Dio, lo starete offrendo ai demoni, lo starete offrendo agli idoli, lo starete offrendo a Satana. Questo che cosa significa? Che ogni sacrificio che noi non offriamo a Dio, che ogni adorazione che noi non diamo a Dio, in realtà la stiamo dando a Satana. E fratelli, è molto facile fare questo. Basta che Dio non sia il primo posto nel nostro cuore. Perché se noi facciamo una qualsiasi cosa togliendo Dio dal primo posto del nostro cuore, noi staremo adorando quel biscio con le corde e il tridente. E Satana ci mette nelle difficoltà, nelle afflizioni, nei traviamenti, proprio per questo. Perché quando noi siamo nella difficoltà, molto spesso mettiamo un po' di lato Dio e cominciamo a concentrarci su altre cose. Quando abbiamo una difficoltà finanziaria, il nostro primo pensiero magari non è: Dio aiutami, Dio va, cercherò Dio, pregherò Dio. No, il nostro pensiero magari diventa: mi impegno di più sul lavoro, mi concentro di più sul lavoro, lascerò da parte il mio tempo di preghiera per il lavoro, lascerò da parte il venire in chiesa per cercare di guadagnare più soldi, lascerò da parte il tempo con la Bibbia, lascerò da parte il tempo di intimità. Quando noi abbiamo un qualsiasi problema di qualsiasi tipo, una qualsiasi difficoltà, molto spesso lasciamo da parte Dio per concentrarci su questa difficoltà, senza ricordarci che Dio ha detto: cercate per prima cosa il regno dei cieli e successivamente le altre cose vi saranno date. Non preoccupatevi di quello che avete, di come vi vestirete, di cosa mangerete, le altre cose vi saranno date. Ma noi, quando abbiamo una qualsiasi difficoltà, molto spesso che cosa facciamo? Lasciamo da parte Dio e ci concentriamo su noi stessi, con le nostre forze, risolvere questa difficoltà, senza mettere Dio al centro del problema, senza lanciare le nostre preoccupazioni su di Lui, come invece la Bibbia ci invita a fare. Lanciate le vostre preoccupazioni su Gesù, perché Lui vi aiuterà. Per questo Satana vuole metterci nella difficoltà. E come ho detto, bene, gloria a Dio che Satana ci mette in difficoltà, perché se Satana non ci mettesse in difficoltà, probabilmente vuol dire che noi non siamo così tanto vicini a Dio, perché se Satana ci mette in difficoltà vuol dire che vuole farci cadere, ma se noi non siamo vicini a Dio vuol dire che siamo già caduti, e allora Satana non avrà tanto problemi con noi. Gloria a Dio per le difficoltà, gloria a Dio. E questo testo ci insegna a superare le difficoltà, a superarle anche con successo, perché Isacco, abbiamo visto in quel tempo di carestia, ha raccolto 100 volte tanto. E la prima cosa da notare in questo testo, noi la troviamo dal versetto 14 in avanti, quando c'è scritto che i Filistei invidiavano Isacco. Perciò turarono, chiusero e riempirono di terra tutti i pozzi che i servi di suo padre aveva scavato al tempo di Abramo suo padre. E allora Isacco scavò nuovi pozzi. Allora Isacco scavò nuovi pozzi che erano stati scavati al tempo di Abramo suo padre, che i Filistei avevano chiuso dopo la morte di Abramo, li chiamò con gli stessi nomi che suo padre aveva chiamati. I servi di Isacco scavarono nella valle, vi trovarono un pozzo d'acqua viva, ma i pastori arrivarono e chiusero anche quei pozzi. Allora Isacco che cosa fece? Scavò nuovi pozzi. La prima
regola, il primo consiglio che ci viene dato per superare le difficoltà, noi lo troviamo in questa attitudine che Isacco ha avuto. C'era questa carestia, Dio gli ha detto rimani lì, allora Isacco ha scavato un pozzo. E quando l'ha scavato sono arrivati quelli là cattivi e hanno chiuso il pozzo. Allora Isacco che cosa ha fatto? Si è spostato un po' e ha scavato un altro pozzo. Ma sono arrivati ancora e hanno chiuso quel pozzo. Allora Isacco che cosa ha fatto? Si è spostato un altro po' e ha scavato un altro pozzo, finché non ha trovato l'acqua, finché non l'hanno lasciato stare. Fratelli, la prima cosa che noi dobbiamo fare quando ci troviamo in questo periodo di difficoltà è perseverare. E Isacco aveva tutte le ragioni per andare via da quel paese. C'era la carestia, già lui voleva andare via. Dio gli aveva dato una parola: no, non andare in Egitto, resta qua. Ma chi me lo fa fare di restare qua? Guarda, c'è la carestia. Però dico, vabbè dai, resto qua, scavo questo pozzo, vediamo se mi va bene. Scava il pozzo, esce l'acqua e vai. Ma arrivano quegli altri, chiudono il pozzo. Ma dai, si sposta, scava ancora, esce l'acqua, sì, c'è l'acqua, e gli chiudono il pozzo di nuovo. E ancora scava il pozzo. Poteva desistere, poteva lasciar stare, poteva dire: senti Dio, qua mi sa che non è veramente la tua voce che ho sentito, è meglio che vado in Egitto, perché là non c'è la carestia, là si sta bene, là c'è fartura. Qua guarda, c'è la carestia e tutto quello che faccio mi va male, il nemico continua a mettermi in difficoltà. Eppure Isacco che cosa ha fatto? Ha continuato a perseverare. Se noi vogliamo vincere, superare i tempi difficili nella nostra vita, è questo quello che dobbiamo fare. Non dobbiamo desistere. E noi viviamo in un tempo in cui desistere è diventata la cosa più facile di tutte. Sapete, sono andato a cercare in una ricerca statistica la percentuale di divorzi che ci sono stati tra il 1900 e il 1950. Sapete quant'era più o meno la percentuale? Meno del 10%. Allora sono andato a vedere un po' più in là, tra il 1970 e il 2000 la percentuale di divorzi è aumentata tra il 30 e il 50% delle famiglie. Allora sono andato a vedere un po' più in là e ho detto: chissà oggi quant'è la percentuale di divorzi. E oggi la percentuale di divorzi, pensate, si è abbassata, 45%. Ma sapete perché? Perché oggi non si sposa quasi più nessuno. Perché oggi le persone preferiscono convivere per poi non dover avere tutte quelle carte da fare con il divorzio. Non è che le persone non si lasciano più, semplicemente non si sposano. E è terribile pensare questo, quanto dal 1900 a oggi sia cresciuta questa percentuale. E sapete perché è cresciuta? Perché oggi il marito litiga con la moglie risponde al marito, tutti e due sono arrabbiati, soluzione più facile: divorziamo. Chi me lo fa fare di scavare un altro pozzo? Chi me lo fa fare di perseverare? Sicuramente andrò là fuori, troverò altre 100 donne con cui potrò sposarmi, troverò altri 1000 mariti con cui mi potrò sposare, o meglio convivere, così non devo fare le carte del divorzio. E la stessa cosa capita in tanti ambiti della nostra vita, anche nell'ambito lavorativo. Quante volte noi siamo al lavoro e c'è quella persona che non ci piace, quel collega che non ci piace, quel direttore del lavoro che non ci piace, cos'è che ci viene da pensare? Meglio che cambio lavoro. Chi me lo fa fare di lavorare qua? È facile, do la lettera di dimissioni, poi ne cercherò un altro, c'è un sacco di lavoro a Verona. Chi ce lo fa fare di perseverare? E questo, fratelli, avviene in tutta la nostra vita, anche nella nostra vita in chiesa. Quante persone escono da una chiesa perché non si trovano bene con il fratello, litigano con la sorella, non gli piace il pastore, non gli piace questo, cosa più facile cos'è? Cambio chiesa, è più facile. E la cosa più brutta è che questa cosa avviene anche con Dio. Avviene anche con Dio. Dio non ha fatto questo nella mia vita, Dio non mi ha dato quella benedizione, Dio ha fatto morire quel mio parente anche se ho pregato per lui. Sai cosa c'è? Io desisto dal mio Dio, lascio il mio Dio, è troppo difficile. Oggi è successa una cosa a casa nostra, pensavo che l'Andrea avrebbe testimoniato prima, non mi ero preparato un discorso da fare.
Ma oggi eravamo a casa, i bambini stavano giocando nel corridoio di casa nostra. Non so se avete presente, chi ha presente il corridoio di casa nostra, c'è una porta a vetri in mezzo al corridoio. Finché giocavano, Benjamin ha sbattuto contro la porta e la porta a vetri è andata in 1000 pezzi, si è frantumata, e la cosa più brutta è che c'era un vetro che era rimasto attaccato alla porta, era alto più o meno così, a punta, che se Benjamin avesse perso l'equilibrio, io fino ad oggi ho l'immagine nella mia testa di quello che sarebbe potuto succedere. È pauroso. È pauroso. E finché ero lì che raccoglievo i pezzi di vetro dal pavimento, l'Andrea mi ha fatto un recap, si dice recap nei social, di tutte le difficoltà o parte delle difficoltà che abbiamo passato in questi ultimi anni. La casa che è andata a fuoco l'anno scorso, i ladri che erano nel nostro giardino cercando di entrare in casa, tante cose che sono avvenute in questi ultimi anni, quantomeno da quando siamo pastori. Non voglio neanche elencarle tutte. E mi verrebbe da dire certe volte me lo dico, ma chi me lo fa fare? Chi me lo fa fare di dover passare per tutte queste difficoltà, quando sarebbe molto facile? Chiamo Luciano, che oggi è presbitero, e dico: Luciano, sei il nuovo pastore. E io vado via. Si prepara Luciano. Sarebbe molto facile. Sarebbe la cosa più facile, lasciare tutto e andare via. Ma non è questo quello che Dio vuole. Dio non vuole che noi desistiamo in mezzo alle difficoltà. Dio non vuole che noi rinunciamo in mezzo alle difficoltà. Non è questo quello che Dio vuole. Quello che Dio ci chiede è: scava un altro pozzo. Vai avanti, persisti, permani dove io ti ho messo. È lì che io ti voglio. Perché dobbiamo permanere? Perché c'è un proposito nelle nostre vite. C'è un proposito nelle nostre vite. Dio aveva detto a Isacco: non scendere in Egitto, abita nel paese che io ti dirò, soggiorna in questo paese, io sarò con te, ti benedirò perché io ho dato a te la tua discendenza, tutti questi paesi, moltiplicherò la tua discendenza. Insomma, ho promesse sulla tua vita, ho un piano per la tua vita, ho un proposito per la tua vita. Sapete chi è la persona che più di tutte poteva rinunciare e non ha rinunciato? C'è un versetto meraviglioso in Isaia 53 che è molto conosciuto, nella quale ci viene descritto quello che è successo quel giorno finché Gesù saliva sul Calvario. E Isaia lo descrive in questo modo: maltrattato, si lasciò umiliare, come un agnello condotto al mattatoio, come una pecora finché qualcuno la tosa. Lui non aprì la sua bocca. Gesù non aprì la sua bocca finché i farisei lo insultavano, finché i romani lo torturavano, finché il popolo gli sputava addosso. Lui non aprì la sua bocca. Lui continuava a perseverare. E perché ha continuato a perseverare? Perché aveva un proposito, aveva un piano, credeva nel piano di Dio. E questo piano eri tu e ero io. Questo era il proposito di Gesù, per il quale Lui non ha rinunciato a tutti questi maltrattamenti, per il quale Lui ha perseverato in mezzo ad ogni difficoltà, per il quale Lui ha scavato un pozzo dopo l'altro salendo su quella croce. Non ha rinunciato per te, perché tu eri un proposito più grande nella sua vita, perché sapeva che Dio ha un piano con te, perché sapeva che Dio ha un piano, perché sapeva che Dio ha un progetto nel quale forse tu ancora non credi, un progetto nel quale forse tu non pensi neanche, non riesci a immaginarti quello che Dio vuole fare nella tua vita, perché anch'io non riesco a immaginare quello che Dio vuole fare nella mia vita. Ma sapete, io non riuscivo 15 anni fa a pensare a dove sarei oggi, non mi sarei mai immaginato di essere qua un giorno. 15 anni fa io mi immaginavo che, chi lo sa, forse tra 15 anni sarò al bar il sabato sera a giocare a carte e a bere un vino. E invece sono qua perché Dio aveva un proposito nella mia vita. E allo stesso modo Dio ha un proposito nella vita di ognuno di noi. Ha un piano nella vita di ognuno di noi, un piano in cui forse noi stessi non crediamo.
ma qualcuno è morto per questo proposito, qualcuno ha perseverato per questo proposito. E quello che Dio vuole che tu faccia oggi in mezzo alle difficoltà è non desistere, non lasciare, non abbatterti, continua a perseverare. Credi nel piano che io ho per te, credi nel piano che io ho sulla tua famiglia. Non desistere da quel matrimonio, non desistere da tua moglie o da tuo marito, non desistere da tuo figlio che sembra non ci sia più speranza, non desistere dal tuo lavoro, non desistere. Io ho un piano in questo, ho un proposito in questo. Continua a perseverare e credi nel proposito che io ho per la tua vita. Credi che tu sei stato chiamato per questo, credi che tu sei stato scelto per questo. Tu non hai idea di dove Dio ti vorrà portare. Tu non hai idea di cosa Dio vuole fare attraverso di te. Quello che ti resta da fare è semplicemente credere che il piano di Dio è più alto del tuo piano, che i pensieri di Dio per la tua vita sono più alti dei tuoi pensieri, che Dio ha veramente un proposito per te e che il nemico si immagina questo e quindi metterà un sacco di difficoltà davanti a te. Difficoltà su difficoltà, nemici che cercheranno di chiudere pozzi di acqua viva nella tua vita. Ma non desistere, continua a rimanere dove Dio ti ha messo. Credi che lì Dio ti ha dato un proposito, ha dato un piano per te, per la tua famiglia. Credi in questo. E non sto dicendo questo, credi in te, perché voglio fare una di quelle predicazioni, come si dice, di autopositive o non so come si definiscono, di pensiero positivo, credi in te che ce la farai, perché non è così, non è così. Che puoi dire anche alla persona vicino a te, tu non ce la farai. Sii un profeta nella persona della tua vita, nella persona vicino a te, tu non ce la farai, puoi dirlo veramente, perché veramente questa persona non ce la farà. Senza Dio questa persona non ce la farà. Senza Dio noi non possiamo fare nulla. In Giovanni 15 Gesù ci dice questo: rimanete in me e io rimarrò in voi, perché voi siete stati chiamati per portare molto frutto, ma senza di me voi non potete fare nulla. Gesù non ha detto senza di me voi potete fare un pochino, no. Non ha detto senza di me voi potete fare il 10%, no. Gesù ha detto senza di me voi non potete fare nulla. E veramente è così. Senza Dio nelle nostre vite non possiamo fare niente. Ma qui arriva il messaggio di Dio nella vita di Isacco. Il Signore gli apparve quella stessa notte e gli disse: io sono il Dio di Abramo tuo padre, non temere perché io sono con te. Voglio ripetere, il Signore gli apparve quella stessa notte e gli disse: io sono il Dio di Abramo tuo padre, non temere perché io sono con te. Lo ripeterò di nuovo finché qualcuno non dirà un gloria a Dio almeno. Quella stessa notte il Signore gli apparve e gli disse: io sono il Dio di Abramo tuo padre, non temere perché io sono con te. Ripeterò solo un po' perché sennò lo imparo a memoria, non va bene, poi dimentico gli altri versetti che devo dire. Non temere perché io sono con te. Perché Isacco senza Dio non avrebbe prosperato in quella carestia. Ma da partire dal momento che Dio era con Isacco, allora Isacco poteva prosperare. Perché tu non riuscirai mai a superare il tempo difficile, ma a partire dal momento che Dio è con te, allora lì tu potrai superarlo e superarlo prosperando. Non basta. Sì, certo, perseverare è la prima regola. Perseverare è sicuramente la prima cosa che noi dobbiamo fare. Noi con le nostre forze, con il nostro spirito, noi dobbiamo perseverare. Noi dobbiamo essere convinti di perseverare in mezzo alle difficoltà, di non voltarci indietro, di non rinunciare, di non scappare via, di andare in Egitto. Noi dobbiamo essere convinti di perseverare, sicuramente. E è certo che noi dobbiamo fare questo, ma dobbiamo sapere che senza Dio non servirà perseverare. Senza Dio noi potremo perseverare quanto vogliamo. Senza Dio noi potremo avere certezza nel suo piano.
noi potremo avere certezza nel suo proposito, noi potremo fissare gli occhi sulla promessa di Dio sulla nostra vita, ma senza Dio avere perseveranza e fissare gli occhi sul suo proposito non ci servirà. E c'è un passo della Bibbia che ci spiega questo molto bene, è un passo molto conosciuto in cui Gesù prende i suoi apostoli e gli dice: salite sulla barca, andate in mezzo al mare, attraversate il mare e io poi vi raggiungerò. E gli apostoli salgono sulla barca e cominciano a attraversare il mare di Galilea, ma finché sono in mezzo al mare arriva una tempesta, arriva il tempo difficile sulle loro vite e sono lì sballottati dalle onde, ma a un certo punto da lontano vedono qualcuno che sta arrivando camminando sulle acque e tutti quanti si spaventano, ma dalle acque sentono una voce che dice: sono io, sono Gesù. E allora Pietro gli risponde: Maestro, se sei veramente tu, comandami di venire da te e io camminerò sulle acque venendo da te. E Gesù gli risponde: vieni. E in quel momento Pietro scende dalla barca. E pensate, c'era questo tempo difficile. Gli apostoli erano lì in mezzo al mare, potevano tornare indietro, potevano desistere dalla traversata, ma Dio gli ha detto no, Gesù gli ha detto no, attraversate il mare. Vi ho chiesto di attraversare e loro hanno perseverato in mezzo al tempo difficile. Sono andati avanti in questa traversata e in questa traversata hanno trovato Gesù e Pietro è sceso dalla barca e Pietro ha cominciato a camminare sull'acqua. Un passo, 2 passi, 3 passi, non sappiamo quanti passi ha fatto, e Pietro aveva gli occhi fissi su Gesù. Aveva perseverato fino a lì, aveva gli occhi fissi su Gesù, gli occhi fissi sull'obiettivo, gli occhi fissi sul proposito, arrivare fino da Lui. Ma a un certo punto le onde si sono fatte più forti, la tempesta più violenta, Pietro ha preso paura e è caduto, è affogato dentro l'acqua. E finché affogava, Pietro ha detto così: ma vedendo il vento forte ebbe paura e cominciando ad affogare gridò: Signore, salvami. Subito Gesù, stesa la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. La cosa interessante di questa storia è che questa storia, anche se non ce lo dice proprio letteralmente, ci fa intendere che Pietro non ha camminato solo una volta sull'acqua, Pietro ha camminato 2 volte sull'acqua. La prima volta Pietro ha camminato scendendo dalla barca andando verso Gesù, 1 passo, 2 passi, 3 passi, e poi pluff, e Gesù lo ha tirato su, l'ha preso per mano. E dopo noi abbiamo visto che risaliti sulla barca il vento si è calmato, e questo ci deve far capire che dopo che Gesù l'ha preso per mano tirandolo su dall'acqua, insieme loro 2 sono tornati sopra la barca camminando sulle acque. E cos'è la grande differenza tra la prima e la seconda camminata? Che nella prima camminata Pietro sì aveva perseverato, Pietro sì aveva il suo sguardo fisso su Cristo, ma Pietro non era attaccato a Gesù, Pietro non era ancorato a Cristo, Pietro non era con Lui e è caduto. Nella seconda camminata, Pietro stava dando la mano a Gesù e insieme sono saliti sulla barca senza mai affogare. Questo ci fa capire che noi da soli non siamo così buoni. Certo, dobbiamo perseverare, sì, dobbiamo credere nel proposito che Dio ha per le nostre vite, ma noi da soli non ce la faremo. C'è bisogno che Gesù sia con noi, c'è bisogno che Gesù sia con noi, perché se Gesù è con noi, noi non dobbiamo temere. C'è quel versetto famoso che dice: se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Questo non significa che se Dio è con noi, nessuno sarà contro di noi. Significa che se Dio è con noi, tantissimi saranno contro di noi, ma noi non dovremo temere nessuno, perché Dio è con noi.
Se Dio è con noi, migliaia cercheranno di farci cadere, le difficoltà arriveranno una dopo l'altra, ma noi non dobbiamo temere, perché Dio è con noi. Isaia 43 dice così: quando dovrai attraversare le acque, queste non ti sommergeranno; quando dovrai attraversare i fiumi, questi non ti sommergeranno; quando dovrai camminare sul fuoco, questo non ti brucerà, perché io sono il Signore, il tuo Dio, che ti protegge. Il Santo di Israele è con te, non temere. Questo è quello che la parola ci dice. Se Dio è con noi non dobbiamo temere nessun male. Salmo 1: beato l'uomo che cammina secondo il consiglio, che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge di Dio e su essa medita giorno e notte. Esso sarà come un albero piantato vicino a un ruscello, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. E tutto quello che fa prospererà. Se noi siamo attaccati all'acqua viva che è Cristo, noi potremmo superare questo tempo difficile. Sì, dobbiamo perseverare, sì, dobbiamo credere che Dio ha un piano, un proposito per la nostra vita, ma più di tutto quello che dobbiamo fare è restare attaccati a Cristo, restare attaccati a quest'acqua viva, e se in noi ci saremo, tutto quello che noi faremo prospererà. Salmo 91: chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore: tu sei il mio rifugio, la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, Egli ti libererà dal laccio del cacciatore e dalla peste micidiale. Egli ti coprirà con le sue piume, e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e ti sarà corazza. Tu non temerai gli spaventi della notte, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno. 1000 ne cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma tu non sarai colpito. Vuoi superare i tempi difficili? Chi dimora al riparo dell'Altissimo supera i tempi difficili, e in questi riesce anche a prosperare. Salmo 121: alzo gli occhi verso il monte, da dove verrà il mio aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno, che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Colui che ti protegge è il Santo di Israele, e egli non sonnecchia. Vuoi superare i tempi difficili? Stai al riparo dell'Altissimo. Vuoi superare i tempi difficili? Stai attaccato a questa sorgente d'acqua viva. Vuoi superare i tempi difficili? Alza gli occhi verso il monte, perché da lì verrà il tuo aiuto. E sì, tu dovrai perseverare, dovrai metterci del tuo, tu dovrai credere in quello che Dio può fare, vuole fare e farà attraverso di te, nella vita di tante persone che Dio ha messo sulla tua strada. Certo, devi credere in questo, ma senza di Dio noi non possiamo fare nulla. La cosa più bella è che questi passi, questi salmi, il libro dei salmi in realtà, tra tutti i 66 libri della Bibbia, è l'unico libro in cui non è Dio che parla con l'uomo, ma è l'uomo che parla a Dio. E questo ci fa capire che c'era già qualcuno che fin dai tempi passati aveva riconosciuto che non poteva fare niente se Dio non era con lui. C'era già qualcuno che aveva riconosciuto che soltanto in Lui c'è riparo, che soltanto Lui è scudo e corazza in mezzo alle difficoltà, che soltanto in Lui c'è la forza per resistere al nemico, che soltanto in Lui c'è la forza per poter prosperare in mezzo alle difficoltà. E è tempo che anche noi riconosciamo questo, che anche noi riconosciamo che soltanto in Gesù c'è questa possibilità. E mi dirai: come possiamo allora fare come Pietro ha fatto? Come possiamo essere con Gesù? Come possiamo camminare con Lui? Come possiamo stendergli la mano e afferrare la sua? È semplicemente fare quello che Pietro ha fatto e dichiarare così: Signore, salvami. Io non posso, tu puoi. Io non posso, tu puoi. Io non posso superare la difficoltà, tu puoi. Io posso forse perseverare, ma prima o poi la corrente mi butterà giù, ma con te io so che ce la farò, con te lo so. Fratelli, lo so che dire una cosa così sembra una banalità,
lo so. È facile dire, ah sì, credi che con Gesù ce la farai, credi, ma so che sembra una banalità. Ma chi prova questo sa che non lo è. Chi prova questo sa che non lo è. Chi sente la voce di Dio che gli dice non temere, io ti aiuterò. Chi sente la voce di Dio che gli dice non temere, con me ce la farai, cambia la vita. Non voglio far raccontare a João la sua testimonianza, ma João sa di cosa sto parlando. Chi sente la voce di Dio che gli dice non temere, perché io sarò con te, sa benissimo che Dio veramente sarà con lui. Ogni volta che succede una di queste disgrazie nella nostra casa, l'unica cosa che noi possiamo fare è: Dio, ti ringrazio che non è successo di peggio. Resta sempre al mio lato, perché noi da soli non ce la faremo andare avanti, ma con te ce la faremo. Con te ce la faremo. E non lo so tu come stai vivendo la tua vita, non lo so quali sono le difficoltà che stai passando, e non so le difficoltà che passerai. Non sono un profeta per dirti questo. Quello che so è che la Bibbia ti chiede di fare la tua parte, perseverare, non desistere, andare avanti, scavare un altro pozzo, uno dietro l'altro, ma rimanendo nel luogo in cui Dio ti ha messo. Che sia la tua casa, che sia la tua famiglia, che sia il tuo lavoro, che sia la tua chiesa, che sia il luogo di intimità con Dio che Lui ha per te, per la chiamata che Lui ha per te, per il proposito che Lui ha per te. Dio ti chiede: permani lì e persevera lì, e per il resto chiedi aiuto a Lui, perché noi da soli non siamo nulla, ma con Lui noi possiamo ogni cosa. E possiamo prosperare, superare e vincere il tempo di difficoltà, dovunque esso sia. Amen. Ti invito ad alzarti in piedi. Andiamo a concludere questa serata. Nel mondo abbiamo e avremo tribolazioni, e per i figli di Dio sempre sarà così. Non soltanto le tribolazioni che tutti hanno, ma ancora di più quelle tribolazioni che il nemico cercherà di portare nelle nostre vite per farci cadere, per farci allontanare da Dio. Ma quello che Dio ci chiede di fare in tutte queste prove, in tutte queste difficoltà, afflizioni, è perseverare. Persevera, non tirarti indietro. Sii convinto di quello che Dio ha per la tua vita. E anche se oggi tu non lo puoi vedere, sono convinto che tu non lo possa vedere. Sono convinto che sia più in là di quello che la tua mente, che la tua razionalità e anche che la tua spiritualità possano farti vedere oggi. Quello che Dio ha da fare per mezzo tuo è infinitamente più grande. Ci sono persone che Dio ha messo nella tua vita e che Dio le ha messe lì perché vuole che tu faccia un'opera in loro. Vuole usarsi di te, vuole usarsi della tua parola, delle tue attitudini, dei tuoi gesti. Dio vuole usarsi di te e sai, forse tu non sarai quel predicatore che predicherà per folle di 500.000 persone. Forse tu non sarai quel teologo che scriverà un libro che farà convertire centinaia di migliaia di persone. Forse tu non sarai questa persona, ma sai, forse la persona che Dio ha messo nella tua vita
Sarà quella persona che dopo che tu l'hai discepolata, che dopo che tu gli hai insegnato quello che Gesù ti ha trasmesso, che dopo che è cresciuta nella fede, forse lei sarà usata da Dio per fare questo. Forse lei sarà usata da Dio per diventare un grande nella fede, per diventare un grande predicatore, un grande pastore, un profeta, un guaritore. Forse lei lo sarà. Forse non sarai tu, ma Dio ha bisogno di te per far sì che il suo piano si possa compiere. Anche tu hai un proposito nel piano perfetto di Dio. E per compiere questo proposito tu devi perseverare in ogni difficoltà. Tu devi credere che Dio ha qualcosa da fare nella tua vita. Ma soprattutto, più di ogni cosa, devi afferrare la sua mano. Afferra la sua mano e non lasciarla. Stai attaccato a Lui. Attaccati alla roccia che è Cristo. Questa roccia che è scudo e corazza nelle nostre vite in mezzo alle difficoltà. Questo Cristo che è la fonte della nostra benedizione e della nostra prosperità. Questo Cristo che può darci aiuto, che sotto le sue ali troveremo riposo. Questo Cristo che è al di sopra di quella montagna e che noi sappiamo bene dove guardare quando ci serve soccorso. Attaccati a Cristo, attaccati a Lui in ogni cosa. Non pensare che sia una banalità, ma veramente vai ai Suoi piedi e digli: Signore, salvami. Senza di te io non posso niente, ma con te io posso ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Voglio dichiarare in nome Gesù sopra ogni cuore animale, perché c'è pace nella sua presenza, solo Gesù. Voglio dichiarare in nome Gesù e ogni dipendenza spezzerai, ti donerai speranza e libertà, solo Gesù. In te potenza e guarigione, c'è vita in te, non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. Voglio dichiarare il nome Gesù sopra la paura e l'ansietà, su ogni anima caduta in depressione, solo Gesù. In te potenza e guarigione, c'è vita in te, non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. Gesù sulle vete
Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità, sulla mia famiglia dichiaro il santo nome Gesù. Gesù sulle vette, Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità, sulla mia famiglia dichiaro il santo nome Gesù. Gesù, Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità, sulla mia famiglia dichiaro il santo nome Gesù. Gesù sulle vette, Gesù sulle vette, nelle strade, dentro sulla mia famiglia dichiaro il santo nome Gesù. In te potenza e guarigione, c'è vita in te, Gesù, 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 non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei, in te potenza, in te potenza, e guarigione, c'è vita in te, non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei, Gesù, Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità, sulla mia famiglia dichiaro il santo nome Gesù. Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici, dentro l'oscurità, sulla mia famiglia dichiaro il santo nome Gesù. In te potenza e guarigione, c'è vita in te, non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei, in te potenza e guarigione, c'è vita in te, non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco Isaia 43,
Ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, colui che ti ha formato. Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. E quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, questi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà, perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Questo è il nostro Dio, questo è il nostro Dio. Non temere, perché questo è il tuo Dio. E quando passerai in mezzo alla difficoltà, in mezzo all'acqua, in mezzo al fuoco, nessun male ti colpirà, perché questo è il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore, colui che mette una coperta su di te, che niente ti possa toccare, colui che è scudo e corazza sulla tua vita, colui che stende le sue ali per proteggerti. Questo è il tuo Dio. In mezzo alle difficoltà tu puoi stare certo, confida in Lui, nel Santo di Israele, nel tuo Salvatore. Amen. Possiamo fare un applauso al nostro Signore Gesù, il nostro Signore Salvatore, Gesù Cristo. Gloria a Dio. Dobbiamo terminare la serata con questo nostro adorarti. Dopo ci sarà qualcosa da mangiare, ma non dimenticarti in ogni giorno di queste settimane, se puoi in ogni giorno della tua vita. Le difficoltà arriveranno, ma tu persevera credendo che Dio ha un proposito per te, per la tua famiglia, per la tua casa, per la chiamata che Dio ha sulla tua vita. Persevera e in ogni difficoltà invoca il suo nome su di te, invoca il suo nome. Amen. Dobbiamo festeggiare i compleanni di questa settimana. C'è qualcuno che ha compiuto gli anni, a cui possiamo cantare tanti auguri. Cricu. Qualcun altro? Geula, vieni qua. C'è qualcuno che non è venuto la settimana scorsa che dobbiamo fargli auguri? No? Secondo me c'è, però si sta nascondendo. Ma va bene, possiamo stendere le nostre mani verso di loro per benedire questo nuovo anno. Signore Gesù, mettiamo davanti a te questa sera come Chiesa la vita di tua figlia Geula, di tuo figlio Cristiano, affinché tu possa benedire questo nuovo anno che hai preparato davanti a loro. E ti chiediamo che tu possa benedirlo con la gioia che viene da te in ogni giorno di questo nuovo anno, con pace, con salute, con prosperità anche in mezzo alle difficoltà, ma soprattutto quello che ti chiediamo è che la tua presenza li accompagni in ogni giorno, in ogni passo di questo nuovo anno. E per questo ti preghiamo e ti chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amen.
questa stessa benedizione possa essere su tutta la Chiesa, che la gioia del nostro Signore riempia le nostre giornate, riempia la nostra casa, che la sua pace, che l'unità che viene da Lui possa essere un sigillo nelle nostre famiglie. E chiediamo che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione dello Spirito Santo sia con tutta la Chiesa, e in quanti siamo, noi siamo uno.